sta registrando. Ok, dietro di noi una Ford Ranger. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui come potete vedere all'uscita dell'autostrada Vittorio Veneto Nord e adesso stiamo andando al Col Visentin, dove non si può andare in moto a meno che non si abbia un'autorizzazione, quindi dovremo andare al parcheggio. Qua dice 32 minuti e arrivati al parcheggio ci vorranno 40 minuti per arrivare lì sul colle. È una strada sterrata che si potrebbe fare tranquillamente anche in moto, ma purtroppo non voglio rischiare perché ho telefonato, ho chiesto se danno loro autorizzazione, ma mi ha detto no, bisogna sentire il comune, e il rischio sono 400 euro, quindi meglio evitare. Ci siamo portati le nostre scarpe da pedule. Fai vedere Giulia? Aspetta che c'è la curva, se no ci chiama. E comunque sì, adesso ci mettiamo poco per arrivare lì. Guardate qua che bello il paesaggio. Piano piano piano. Vittorio Veneto, spettacolo. Col Visentin, alto 1750 metri, largo circa. È la prima volta che andiamo, sempre avuto curiosità. La motivatrice è stata Giulia perché partiti a mezzogiorno, c'era caldo, non avevo quasi più voglia di andare e invece siamo qua. Adesso aspetta che cerco di capire. Vittorio Veneto, città d'arte, la macchinetta come di consueto. Ecco, aspetta che salutiamo. Viva. Qua andiamo a destra. Per chi non ci conoscesse, siamo Giulia ed Emiliano a bordo della nostra X-Cape 650, versione precedente, ora c'è la 700, ma noi ci troviamo bene con questa, con i suoi 61 cavalli. Perché qua altre macchinette, divani freschi, cavalcavia dell'autostrada, Lunghere. Dovevo andare là e ho sbagliato. Aspetta che ho fatto una manovra un po' curiosa. Ciao a tutti, piccolo briefing. Allora, siamo usciti dall'autostrada Vittorio Veneto Nord. Il giro che avete visto, siamo appena passati sotto il cavalcavia e ci troviamo in questo momento qui, dove ho sbagliato. Adesso mi sono girato e stiamo tornando su via Lunghere, poi gireremo a destra via dell'Andro e qualche minuto, questa piccola strada panoramica, arriveremo al parcheggio per andare su al rifugio Col Visentin. Il rifugio è qui, vedete le antenne. Questa è una strada che da indicazioni ci si mette 1 ora e 5 minuti a piedi, noi ci abbiamo messo circa 1 ora e mezza all'andata, 40 minuti al ritorno perché è in discesa, quindi all'andata è tutta in salita e a ciottoli, sterrato, abbastanza complesso se non si è abituati, tanto per dare un'idea di dove stiamo andando. Vi lascio al video. Ecco, no, quindi non faremo il passo San Boldo, questa è molto prima. Ti ricordo dal Google Maps che era abbastanza arzigogolata. Ok, carina anche questa, si addice all'Escape, poi salita, cavalcavia da un'altra angolazione. Qua ci possono essere cavalli, c'era una segnalazione. Come potete notare sono tutte curvette. Tornanti, via del Col Visentin. Aspetta un attimo, scusa un secondo, non si vede niente, che ci sono gli alberelli. Aspetta, è una nota a schermo. Sì, però ecco, infatti Giulia sta dicendo, purtroppo non ho messo i microfoni, che assomiglia alla strada per andare a Pian delle Femmine, che è tra questa diciamo e quella del passo San Boldo. In realtà non è questa, amore, questa è poco prima. Siamo a luglio, oggi è il 27,
se non sbaglio. C'è un caldo non da poco e quindi abbiamo portato anche calzoncini corti da sostituire ai pantaloni da moto. Ovviamente lasceremo caschi e tutta l'attrezzatura sulla moto, poi nel bauletto un po' fuori, e andremo su da pedoni. Unica pecca che abbiamo le racchette e non ci sono state nel bauletto, quindi dovrei prendere dei ganci per attaccarle al telaio delle valigie o da altra parte. Tanto siamo contenti che facciamo una strada nuova con la moto. Ah, che bello il portaposta con la cassettina. A impatto. Guarda, aspetta un attimo, guardatela che vista, amore. Cane, siamo a metà strada, mancano 9 minuti al parcheggio. È abbastanza dissestata. Dicevamo con Giulia che c'è pochissima gente, abbiamo visto solo una macchina scendere, non c'è nessuno. Pensavo molta più confusione visto che è domenica e si guarda la vista che è spenta, e di solito gli escursionisti si muovono per fare questo genere di gite. L'alberello, no quad, strada comunale vietata ai quad. Quad non li vuole nessuno, poretti. Qua sopra fa abbastanza fresco. Che bene! Il canto dell'escape. Siamo in salita, tutta in salita. Attenzione! Vediamo se ci sono gli alberi, non si vede niente. Non so se quello sia il Montello, non vorrei sbagliare, ma che vista. E da sopra, chissà che vista ci sarà da sopra. Ecco, qui se venite, occhio, se siete di queste parti, insomma capitate di qua, perché c'è tanto ghiaia. Siccome la roccia è tutta friabile e vengono giù tutte le pietre, anche se come dice Aldo non è che fria, frana. Lavoro in corso. Nuvole, guardate lì. Eh sì, dice Giulia, entriamo nella nuvola, come quando andiamo sul Monte Grappa. Pian dei Grassi. Sì, vista non da poco. Casella Pian dei Grassi. Alla casera là sotto, bellissimo, madonna. X Mandrea. Mancano 6 minuti al parcheggio. Dopo il Visentino. In che senso? Aspetta, c'era un parcheggio là? E dov'è il parcheggio? Forse dice un po' più avanti. Mi risulta che fra 5 minuti c'è un parcheggio. Forse c'era scritto magari a 250 metri, ma dice 2 km a 6. Ma stiamo entrando nella nuvola, ragazzi. Senza vista.
di essere in aereo. Ah, che forte. Guarda, hai visto Giulia? Incredibile. L'ho visto? Incredibile. Qua c'è tutto ghiaino. Altezza nuvole. A memoria nemmeno sul Monte Grappa, che di solito si presta questo genere di raggi l'antenna, questo genere di situazioni. 2 minuti, parcheggio gol, vediamo se riusciamo ad arrivare a questo parcheggio. Qua la temperatura si è proprio abbassata, vediamo che andiamo su così, c'è odore anche di legna bruciata. Mamma mia, tanto sdruzzolevole. La moto che va per i fatti suoi, e la gomma è anche abbastanza sgonfia, perché ha due di pressione, 2 davanti. Vi faccio vedere la pressione della gomma, che davanti è 1,93 addirittura e dietro 2,50. Bisogna dargli una pompatina. Vorrei che si fosse bucata, perché siamo partiti che era 2,05. Infatti mi dà l'effetto un po'. La controlliamo. Vorrei aver preso una pietra e mi sono schizzato la gomma. Porcella Troppei, dunque qui ci sono macchine, c'è la moto, la potremmo mettere la moto qua. Ora se scendi un secondo e la mettiamo lì, solo che quello per non essere più, o la mettiamo dietro, la mettiamo lì. Allora ragazzi, io sono l'ultimo che può insegnare qualcosa a qualcuno, solo per esperienza e per evitare danni a voi e alle vostre moto. Quando faccio manovre in discesa con la moto, mi viene in aiuto la tecnica dello sci. Cioè, quando sei in pista, per esempio sulle piste nere, che sono molto ripide, sei a penzoloni, cioè il piede a valle penzola perché sotto non ha terra dove appoggiarsi. Stessa cosa bisogna fare con la moto ovviamente pesa tanti chili, più 250 kg, quindi questa è la nostra strada in pianura, insomma la nostra retromarcia. Quando dobbiamo girarci tendiamo anche a piegare un pochino la moto e andare dall'altra parte. Quando c'è la pendenza, e noi siamo così, ci sono le due fasi a rischio. La prima, quando fate retromarcia, e se non state perfettamente in linea e con la coda dell'occhio guardate la strada in pendenza, tenderete a fare così. Appena la moto va in perpendicolare alla strada, ruzzolate. L'altro punto critico è quando siete già così e state per partire, quindi siete perpendicolari all'asse terrestre, non alla strada, non bisogna tendere all'interno perché altrimenti la moto cade. Bisogna rimanere così. Il piede da questa parte dove c'è pendenza penzolerà
Da lì il crampo che mi è venuto nel video che state guardando. Bisogna tenerla dritta, bisognerebbe il più possibile, e fare questa manovra qua. Quindi tenerla dritta all'asse verticale, l'asse terrestre. Se si tende a fare questo, aspetta che mi piego un po' per girare, la moto cade. Allora amore, fa una cosa. Sai che mi sta venendo un crampo. Perché sennò non escono più a scendere. Monta amore, dai che ci mettiamo lì. Vieni a piedi. Qua siamo in leggera discesa. Metto la prima, la faccio andare un po' avanti, quando sento che si blocca a cavalletto e così. Sarebbe meglio metterlo al contrario. Va bene, adesso ci cambiamo e poi si sale. Se noi dobbiamo andare là e camminare per un'oretta. Amore, siamo dentro la nuvola, sì. È spettacolare qua. La nostra X che ci accompagna sempre, vero? Bene, siamo riusciti a mettere tutto nel bauletto, quindi giacche, pantaloni, tutta l'attrezzatura che non portiamo su, vestiti di tutto punto. Adesso saliamo. Allora, guardate la nuvola come si muove velocemente. Il rifugio si trova lì e adesso si vede il nulla perché c'è la nuvola. Ci mettiamo un'ora. Facciamo anche vedere qua. Col Visentin passo normale 1 ora e 05. Qua siamo a 1417, lì sopra dovrebbe essere a 1750. Un'oretta velocizza, si va. Ma Emilia non si rende, ma prova a vedere che noi proprio entriamo nella nuvola. Un po' di storia, so che la Giulia si è informata. Perché si chiama così? Perché nel XV secolo, nel 1414, Vicenza è andata sotto la Venezia, ha dato le chiavi della città a Serenissima. Perché si stava espandendo tanto e per evitare attriti di entrare in guerra ha ceduto le chiavi della città. Ma non hanno preso solo chiave, hanno portato via tutta la ricchezza di persone nobili, e tante persone nobili vicentini, anche di città Sei bella come spieghi. Di Vicenza sono scappati via per lasciare un po' dei suoi soldi. È diventato proprio brutto. 70 anni dopo hanno cacciato gli usurai. Leggi per limitare i problemi, e uno dei queste leggi diceva che bisogna mettere via usurai. Li hanno scacciati e non riparo nelle città vicine. Se sono andati a Verona, non sono stati accettati Padova neanche. E c'era Treviso, che trevigiani erano nemici storici di Vicenza, e quelli sono andati là per chiedere assistenza, rifugio. Sì. Nelle città non volevano aiutarli e hanno dato possibilità di abitare qua. Questo colle. Che però non aveva ancora un nome. Siccome erano di Vicenza, hanno nominato il Colle delle Vicentine. Ecco. E poi ridotto dopo anni con i vicentini. Sai che brava che è questa ragazza, con una letta e via. Guardate qua. Ecco, manca ancora una mezz'oretta per arrivare lì al rifugio. Fermo nell'aria. Si vede poco perché è nascosto, ce ne sono 3, uno lì, uno lì, sembra fermo immobile, e uno un po' più sotto.
Passiamo dall'altro lato, c'è molto vento, spero che si senta. Stavamo notando con Giulia, siamo arrivati in questo punto, siamo quasi arrivati al rifugio. Questa è la strada che abbiamo fatto, presenta. Adesso ne veniamo da qui. Guardate il parcheggio dov'è. Siamo uno zoom. Ecco, abbiamo lasciato la moto. Tanta roba. Ecco, nel frattempo siamo praticamente quasi arrivati, adesso facciamo questo tornante, quello dritti, e siamo arrivati al rifugio. Abbiamo prenotato per le 2:30, sono le 3:18. Siamo finalmente giunti qui al rifugio, le antenne sono enormi e il rifugio è là dietro, immersi in tutto questo. Scusate per la pano velocissima. Immersi in mezzo alle montagne, qua ovviamente non si vede nulla, le nuvole. Olè, andiamo. No, vedi che alcune parabole, come si chiamano queste antenne, hanno il segnale tipo segno di aereo, forse usano per, non so, È vero, ho visto qualcosa di aerei, navigare. sembra un aereo. Questo simbolo qua, non so se si vede quello, questo simbolo nero su chiamiamo le parabole dei predicatori. Guarda là, vedi in fondo, guarda che è petrosa la roccia. La roccia? Mamma mia, guarda. Una roccia. La montagna. Siamo arrivati e non c'era da vedere. Ecco, voce fuori campo, da qui alla Casera, che è un rifugio del Nevegal, ci si mette 1 ora e un quarto a piedi, volendo. Qua ci ricorda che non si può andare con i mezzi a motore e fanno vedere il percorso. Adesso andremo lì al rifugio Col Visentin. Guardate che meraviglia! Vale. Sta piovendo. Ecco, siamo arrivati qui al colle. La Giulia. Andiamo a mangiare? Sì, ma carino sto posticino, eh? Sì. Adesso sta piovendo, quindi non possiamo neanche sederci fuori. Lo spegniamo. Was ja manchmal nicht so einfach ist, aber jetzt ziehen wir es auch noch. Ecco, adesso ci mettiamo a mangiare qua. Guardate che vista, te la facciamo vedere noi. Ja, forse. Hätte man auch nicht gedacht. Wir dachten eigentlich, voll viel los sein wird gegen Sonntag. Dall'altra parte c'è un'altra sala. Bello. Ecco, scusate per la gomma da masticare. Sono le 5:05. Abbiamo incontrato una coppia di ragazzi col cane, simpatici, fatto 2 parole. Nel frattempo l'ambientazione ci siamo messi Impermeabile perché solo sopra per adesso. Appena vediamo che arrivano gocce d'acqua mettiamo anche le parti sotto. Quella strada dovrebbe essere l'autostrada. Prendendo questo sentiero si arriva fino al Nevegal, alla Casera, e dall'altra parte, dove non siamo andati a vedere, si può ammirare il lago di Santa Croce. Qui siamo sull'altro
versante. Notare la velocità della nuvola, cioè guardate, siamo proprio sopra il livello delle nuvole, come si spostano velocemente. Ecco qua, 17:49, siamo quasi arrivati al parcheggio, piovigina. Adesso ti si cambia, Gonfia la gomma. ma perché sembrava abbastanza sgonfia, vediamo se si è sgonfiata del tutto, sperando che non sia danneggiata, o si è danneggiata non troppo. Ho una bomboletta anche di paragomme, e quindi in caso si utilizzerà quella. Come è cambiato il panorama qua. Bosco puro. Ciao. Ciao. Buon intro. Grazie altrettanto. Guarda che ha fatto fare un attimo. Sì, farò fare la bella la moto comunque. Grazie. Mi chiedevo dove aveva tutta la struttura. Ma c'è stata per miracolo sta. Voleva venire su, però c'è il divieto. Ah, ok. Ho telefonato e ho detto guarda dici 400 euro, ti dai da solitare. Madonna, forse è meglio di no. Vabbè. Forse no, meglio con la mamma. Pensa che si è fatta accarezzare prima. Ah sì, ce l'avete anche voi. Dalla signora. Era più tranquilla. Sì, mamma mia, ho detto, strano. Tanto che Giulia ci stava riprendendo, sto gonfiando la gomma. Era 1,95, la metto, anzi era 1,85 addirittura arrivata. 2,30 e dietro dovrei dare una pompatina. Col Visentin. Guardate che bello che è il colore della cromatura del collettore. C'è quel padellone lì che sarebbe da togliere e prima o poi lo toglieremo. Non ce la sta facendo, ha combattuto fino alla fine, non lo carico da mesi. Off. Il motore è ancora un po' freddo, facciamo salire la Giulia, monta pure, ok, la Giulia ha il cuscino bagnato, ok, la nostra moto GPS attivo, ci avviamo verso casa. Piove, come si può notare, e abbiamo fatto l'avventura. Tornare con la pioggia è la cosa più bella, anche se più scomoda, o tra le più scomode, che ti si bagna la faccia. Però anche di magico, attraverso la visiera vedi questa natura, la pioggia, questo profumo, questo frescolino. Allora abbiamo visto questo Col Visentin, consigliamo, è una sfacchinata perché è un'ora e passa all'andata, fatta molto lenta perché non è allenato come noi, e un 40 minuti al ritorno. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre mettete pure un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella se volete vedere i video quando escono, e noi ci vediamo con questo panorama alla prossima volta. Ciao a tutti.